Leonardo De Gerone, allenatore della Diadema Roller di Bassano, te la faccio subito dritta la domanda, è un punto guadagnato o 2 punti persi? Buonasera a tutti intanto. Per come si è messo la partita sia un punto più che guadagnato, siamo a un passo dalla salvezza che era intanto il primo obiettivo su un campionato stranissimo quest'anno e staccare un altro punto, domani sera potremo essere già a festeggiare il primo obiettivo e quindi va bene così. Montecchio ha giocato molto chiuso, la pista comunque si sa che è sempre una pista complicata, arrivavamo da 2 sconfitte nel ritorno in Coppa Italia in andata di campionato, tanti fattori e la partita è diventata più difficile del previsto, anche se lo era già, e quindi va bene così, un punto che vale oro. Sì, un Roller Bassano che a mio avviso ha fatto una seconda parte di stagione veramente incredibile perché qualche partita fa, del resto era molto giù in classifica, campionato stranissimo, l'hai detto anche te, però adesso è al 4º posto, quindi io non posso ignorare il fatto che tu mi dica giustamente potremo già festeggiare la salvezza domani, però il Bassano è al 4º posto in solitaria e in un campionato che vede i playoff per le prime 4, no? Sì, io sapevo che sarebbe stata complicata e ho cercato di spiegarla anche ai ragazzi, tenerli più tranquilli possibile perché comunque abbiamo introdotto un metodo di lavoro diverso, un modo di giocare diverso, abbiamo introdotto tante gente nuova, quindi era normale che prima che venisse tutto bene bisognava trovare un po' di equilibri nella squadra, trovare i legami giusti e tutto quanto. Nella seconda parte del campionato, senza mollare, abbiamo curato sempre di più le cose, abbiamo iniziato a fare più punti del girone di andata, che secondo me era anche giusto perché qualche volta avremmo meritato qualche punto in più. E bene, adesso ci godiamo un attimo la quarta piazza, vediamo come finisce il campionato e dopo vedremo come concludere l'anno. Ti faccio l'ultima domanda di natura prettamente tecnica, Bassano che era andata in svantaggio, poi secondo te è riuscita a recuperare la partita con la testa o con i muscoli? Abbiamo visto un rombo sempre molto insistente da parte della tua formazione con Pelva sempre molto arretrato, poi si è scambiato con Biasini nel vertice basso. Ecco, te la chiedo, è stata un pareggio che l'avete preso andando addosso a un muro, scontro contro scontro, contrasto contro contrasto, oppure è stata una partita più ragionata, quelle che piacciono agli allenatori di solito? No, secondo me è stata una partita dove abbiamo usato la testa, anzi secondo me le volte che abbiamo usato il fisico abbiamo rischiato di usarlo anche troppo e sbilanciarci troppo in avanti o rischiare di fare falli che potevano a lungo andare penalizzarci e mettere la partita in un binario complicato. Come ho detto prima, la pista già di per sé è complicata e Montecchio si è messo in questa zona abbastanza stretta e noi abbiamo dovuto controbattere mettendoci anche noi fermi e aspettare il momento giusto e è una partita secondo me molto difficile perché comunque non puoi sbagliare nulla, c'è sempre il contropiede, il rischio del contropiede dietro l'angolo, quindi bisogna ragionare bene, bisogna non aver fretta e non sempre è facile, soprattutto se dopo parti da uno svantaggio a un certo punto della partita che ti viene voglia di spingere per recuperare la partita, invece su delle difese così bisogna essere un po' più concentrati, non sprecare, non forzare troppo e non aver fretta. Bene, in bocca al lupo per le prossime Kevin, 2. a voi, grazie.